Presidente, la settimana scorsa scherzando aveva detto che a Mantova era uno scontro diretto per non farsi risucchiare dalla zona bassa e che col Pavia invece sarebbe stato uno scontro diretto per i playoff. Ci siamo, insomma, se il Padova ci crede deve cominciare da domani. Sì, noi guardando le 9 partite dobbiamo cercare di vincerne il più possibile delle 9, c'è poco da fare. L'obiettivo sono sempre i 3 punti, perché per accorciare i 5 punti in 9 partite devi, come ho sempre detto, devi fare un filotto di vittorie. Quello che fino adesso non ci è riuscito, nel senso che al massimo abbiamo fatto 2 vittorie di fila, non ci è riuscito un trend di 3-4 vittorie di fila, che è quello che poi ti consente, secondo me, se riesci a farlo, di avvicinare i playoff. Solo attraverso questa cosa possiamo farlo, sennò diventa difficile rialzarsi lì. Difficile come l'avversario peraltro di domani, il Pavia è una signora squadra, tra l'altro in ripresa dopo un periodo un po' così. Beh, ha cambiato molto a gennaio, è arrivato Sforzini che ha dato grande qualità alla squadra, anche forza fisica. È una squadra costruita per arrivare perlomeno ai playoff, per addirittura non vincere il campionato. E anche loro si giocano molto, anche loro domani chiaramente, perché davanti stanno viaggiando molto, media punti molto alta, perciò anche loro cercheranno di vincere, come noi cerchiamo noi di vincere. È normale che in questo periodo le squadre devono cercare di vincere più partite possibili, specialmente quelle che giocano per i playoff. Anche in questo caso c'è un precedente all'andata che magari lei non ha visto, però insomma una brutta sconfitta, più anche una coda di un caso di un giocatore amirante, schierato, che non poteva essere schierato, eccetera. Sì, vabbè, quello fa parte del passato, ormai quelle cose sono andate, noi dobbiamo sempre guardare avanti e pensare alla partita che dobbiamo fare domani. Sappiamo le difficoltà, sappiamo cosa dobbiamo fare, perciò ci andiamo in campo come sempre. Speriamo di avere l'atteggiamento che abbiamo avuto a Mantova, una squadra molto aggressiva la nostra, molto propositiva. Dobbiamo continuare su quell'atteggiamento lì. Come sta il Padova? Qualche acciaccato però nelle ultime ore si è anche ripreso. Sì, Ilari si è ripreso, è a disposizione, è solo un problema di scelta. Quindi si va verso la conferma, probabilmente gli 11 che si sono visti a Mantova? Ma l'idea è quella, nel senso che è una squadra che ha fatto, secondo me, Rieso molto bene, perciò era solo il dubbio solo su Ilari per vedere se è al 100%, se mi dà garanzie. Poi deve essere chiaramente anche il giocatore, prendersi le responsabilità, sono al 100%, sono a posto, se è a posto vediamo insomma adesso. Ecco, lì avete fatto una partita molto autorevole, imponendo il gioco praticamente, a parte i primi 10 minuti della ripresa. Probabilmente sarà difficile fare la stessa cosa domani, visto l'avversario. Non sarà semplice, questo è chiaro, però noi abbiamo l'obbligo di provarci, di continuare su quella strada che abbiamo intrapreso, che è quella secondo me più giusta, anche perché così accompagniamo con più uomini nella fase offensiva, siamo più propositivi verso l'alto, perciò la strada è quella secondo me, dobbiamo percorrere, insomma, ecco, cercare di fare quello che siamo capaci di fare. In difesa la soluzione con Diniz a destra, Fabiano Spraga a centrale, quella che le dà più fiducia? Almeno vedendo... Guardando anche gli avversari è chiaro che secondo me è una squadra molto fisica, la loro, sia Sforzini che Ferretti stesso, che i 2 centrali molto prestanti fisicamente, è una squadra molto forte fisicamente. Credo che Fabiano ci possa dare delle garanzie a livello sul gioco aereo, sulla prestanza, sulla fisicità. Quanto perdono secondo lei senza Cesarini? Visto anche magari le ultime partite che hanno fatto. È un ottimo giocatore, questo è vero, però hanno una rosa che sono molto ampia, che qualsiasi giocatore che mette in campo dà sempre delle garanzie. Basta pensare che al terzino sinistro c'è Foglio, c'è Grillo dietro che è un giocatore di Serie B, insomma una squadra che ha nella rosa la possibilità di cambiare tranquillamente. Perché ho l'impressione comunque che il Padova abbia acquisito una mentalità vincente, no? Al di là del filotto che manca, però ecco una squadra che se la gioca sempre. Quindi... Sì, noi questo è l'obiettivo, di cercare sempre di essere propositivi, di fare la partita. Alle volte ci riesce bene, come domenica, alle volte un po' meno, però insomma la strada è quella che mi piace a me. Mi piacerebbe sempre una squadra come ho visto a Mantova, sempre così, sempre aggressiva, sempre sul pezzo, che è alla ricerca dei gol sempre costantemente. Mi piacerebbe, però alle volte ci riusciamo, alle volte no. Ma questo fa parte del calcio, fa parte degli avversari che trovi anche di fronte. È chiaro che il Pavia
è una squadra molto più, con qualità molto più eccesse, con fisicità, con un gioco preciso, insomma. Però noi cerchiamo di migliorare e di continuare questa strada che stiamo facendo. Chiederà anche domani di giocare un po' più alti come è stato a Mantova, o potrebbe diventare un rischio? No, cercheremo di essere così. Sì. Mi piacerebbe essere così come abbiamo fatto a Mantova. Anche perché se non ricordo male, tra l'altro, prima del derby con Cittadella era andato a vedere proprio Cittadella Pavia al tombolato, quindi li Sì. avete anche in quell'occasione, no? Mi fece una buona impressione. Quindi si aspetta una partita Che non sulla falsariga, meritavo, oppure... non meritavo assolutamente di perderla quella partita. Credo che la partita sarà sì, su quella falsariga lì. Loro sfruttano molto bene la loro fisicità, perciò dobbiamo stare attenti a quello. A lei sinceramente quanto crede alla possibilità di arrivare ai playoff? Io ci credo sempre, nel senso che abbiamo una possibilità, sono 20, sono il 30%, giochiamo questi 20-30%. Se non ci riusciamo, pazienza, però abbiamo la possibilità di intraprendere un discorso diverso, ma dipende da noi, dipende dai risultati e dipende dalle vittorie. Solo attraverso quello si può raggiungere e recuperare su nuove partite. Come ho detto prima, non ci sono calcoli, cose che si possono fare. Il Pavia è rientrato nella zona playoff grazie alle 4 vittorie che ha fatto, o sbaglio, sulle ultime 5 partite. 4 vittorie sono lì, solo attraverso quello, se no è difficile. Ormai sono anche scontri diretti prossimi 3, perché è vero, Pavia, poi c'è Pordenone, poi c'è Cremona, quindi è critico forse della verità, no? Pensiamo al Pavia e poi penseremo alle altre, intanto pensiamo a questo, poi vediamo. A livello di convocati? Siamo 22 e Noccia Botanico rientra comunque. Ok, Bene. perfetto. Posto, grazie. Grazie. Buona giornata.